cielo rosso-azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso-azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Su Bella Radio TV. Buonasera a tutti, eccoci qua, buon pomeriggio, ritornati insieme, nuova puntata di Sotto il cielo rosso-azzurro, oggi diciamo un po' meno happy rispetto al solito, vista la partita di ieri dove, se mi posso esporre, non è stato il fior del fiore, però ci sta anche questo. Purtroppo non so quello che mi devo aspettare dall'altro lato dello studio, perché appunto diamo il ben arrivati anche a loro. Iniziamo subito con il mister Decento. Buonasera mister, ben ritrovato. Buonasera, grazie. Buonasera anche a Ferdinando Toro. Buonasera Mary, buonasera a tutti. E buonasera anche a Piero Borzi. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, noi oggi magari le valutazioni, un po' tutto il pensiero di quello che è stata la partita di ieri li faremo tra un pochino, perché vogliamo iniziare la puntata in un modo diverso, tra poco ci sarà una telefonata, quindi il tempo di assestare le cose, andiamo dritti. Ti faceva male la testa ieri, Ferdinando? Scusa, questa la voglio dire io per sapere. No, ma okay. Ieri è stato proprio oltre ogni tipo di scongiuro, perché veramente ieri ne abbiamo viste di tutti i colori. Ieri sì, è stata un po' così. Sicuramente dopo andremo a considerando sempre il fatto che comunque il Catania ci ha messo del suo. Riferimento è sempre, purtroppo in Serie C non si gioca a calcio, ragazzi. Poi c'è stato proprio il Potenza lì, è stata una cosa veramente a dire scandalosa. Se si piglia il tempo di questi giochi, penso che il secondo tempo sia durato un quarto d'ora preciso. Gioco effettivo, un quarto d'ora. 15 minuti. Sì, perché poi le buffonate che la TV oggi non puoi sbagliare su nulla. Quindi quel portiere riporta la palla avanti e poi la ritorna indietro, e poi la riporta avanti, aspetta che la sigilla, la riporta indietro. Ma non vale un po' per tutto il calcio italiano. Rosario, che è da premettere che all'inizio dell'anno si parlava comunque di una penalizzazione per i portieri che trattenevano la palla. No, ma il punto era sulle punizioni, il punto era sui contrasti, il punto era che si buttava uno a sinistra a terra per 2 minuti, si alzava quello e andava quello dall'altra parte. Ovviamente l'arbitro è una persona sola e qualcosa gli sfugge, è naturale che qualcosa le sfugge. Anche se a volte quello che sfugge è veramente pesante, anche perché consideriamo che adesso c'è lo strumento. Io non ti nascondo che per rendere meno amare queste situazioni avrei preferito non avere più questi strumenti, perché veramente o se ne fa un uso sbagliato, forse sono talmente limitati anche nella strumentazione, no? Perché non si hanno telecamere a sufficienza per poter valutare un eventuale fuorigioco, ma lasciando stare questo che è successo al Catania, ma di queste cose ne abbiamo viste in questi campionati tantissime. Però come diceva mister Decento, questi sono campionati sporchi, no? Quindi anzi adesso forse con il supporto TV qualcosa si vede, ma prima il mister lo sa meglio di me che ha giocato negli anni. Fuori gioco di 1 metro, di 2 metri, vero, inesistente, eppure per il gol veniva dato. Ma se andiamo a intaccare l'arbitraggio, e poi andiamo a intaccare la partita o il gioco dei ragazzi, che anche loro non hanno giocato a calcio, ragazzi, perché è quello che ti fa rabbia, perché nel momento in cui tu hai un uomo in più, va bene, ok, ma devi giocare di più a pallone, non mettere palle lunghe, non mettere palle sulle punte, perché è naturale che quelli attenzione, un paio di ripartenze le hanno fatte abbastanza importanti, Ferdinando. Lo so, ma io infatti, scusami se ti interrompo Piero, alla vigilia di questa partita ho detto mi preoccupano i lanci lunghi, ma alla fine loro comunque nel disimpegno, nella loro metà campo comunque uscivano bene, riuscivano a palleggiare, e questa è una cosa che mi ha dato realmente fastidio. Scusatemi se vi interrompo, abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera, diamo il benvenuto a Sotto il cielo rosso-azzurro a Davide Baiocco. Davide, benvenuto. Grazie. Buonasera da Decento. Buonasera da Piero, ciao Davide. Ciao, buonasera. Come va Davide? Tutto bene, tutta la grande, grazie. Hai visto la partita del Catania ieri? No, non l'ho vista, ho visto solo il risultato purtroppo. Davide, vorrei iniziare. Non buono è relativo, dai, tu tocca vedere la prestazione, quindi si vorrebbe sempre vincere, ma in realtà ci vuole un po' di equilibrio e
soprattutto perché ha vissuto la piazza di Catania, sai che alle volte manca un po' di equilibrio, e invece quando devi fare un campionato di questo tipo così difficile non ti devi scomportare troppo di fronte a un risultato non del tutto positivo. Vabbè Davide, ma tu lo sai, a Catania ci sei stato, sai com'è il tifoso catanese? Ma il tifoso infatti può esserlo, però gli addetti ai lavori e soprattutto la società e i giocatori devono rimanere concentrati sull'obiettivo finale. Questo è anche Davide, vero. scusami, sono però è anche vero che hai l'opportunità di allungare ancora, no? Ascolta, la rabbia non è tanto del tifoso, la rabbia è che tu puoi allungare ancora in queste partite. Voi non avete mai giocato a calcio, l'ho fatto per 40 anni. No, io ho giocato a calcio per 40 anni pure. Aspetta, c'è Benevento, c'è Salernitana, c'è Cosenza, hanno speso i soldi e ha speso il Catania, vogliono vincere anche loro. Quindi è vero che ci deve essere un po' di rammarico, ma io che gioco non mi posso fare condizionare al risultato che non viene, perché sennò poi perdo il filo del discorso, che è quello di vincere il campionato. E quindi va bene, devo analizzare quello che è andato bene e che è andato male, però io non posso fare il tifoso. No, assolutamente no. Non devo fare drammi, come non devo esaltarmi quando c'avevo 5 punti, no, se non vinceva il Benevento magari rimaneva 4. Il punto è proprio questo, caro Davide. È un campionato difficile. Bravo, abbiamo constatato e guardato e controllato nel giro di queste partite che è un campionato difficilissimo, nessuno delle 3 delle 4, perché ancora il Cosenza secondo me potrebbe dire la propria, la sua. Certo. Però è anche vero, dico, il rammarico qual è? Ci mettevamo a 2 punti sopra magari del Benevento e ancora la cosa andava per le lunghe. E per come è venuto, il pareggio, capisci? Perché a quel punto della gara, con uno in più, con 4 attaccanti in campo, si presumeva che ci fosse una vittoria, non dico netta, nitida, perché da quella parte non si è giocato a calcio, il Potenza è stato proprio si era stato il ridicolo per come si sono comportati in campo, ma il fine giustifica i mezzi. Ognuno ci mette purtroppo i mezzi che ha. Effettivamente non piace nemmeno a me, però questo uno se ne deve anche rendere conto. E comunque il campionato non finisce con 3 punti assolutamente di vantaggio, perché ci sono 5 squadre che lottano, e quindi i punti si possono perdere con tutto, però 18 partite, 38 punti, sopra 2 punti a partita, c'è da essere contento. Stai lottando contro 2 squadre che da anni, no, una è arrivata da poco, è una squadra importante come la Salernitana, una è da anni che sta provando a vincere questo campionato investendo cifre folli, sì. Quindi secondo me io guarderei il bicchiere mezzo pieno. Certo, il rammarico ci mancherebbe, c'è e rimane, però ecco, deve essere scrollato perché si rigioca subito, e quindi se io rimango troppo a pensare a questa partita, capisci, non fa bene. Ma assolutamente sì, sono d'accordo su quello. Come dici tu, devo prendere le cose che ne sono andate bene, quelle che potevano andare meglio, perché in un uomo in più devo chiudere la partita, però poi devo andare avanti. Quello fuori di dubbio, su quello non ci piove, però ora delle volte ci si mette dalla parte del tifoso e allora ci si chiede, ma con questa partita, per come si era messa, ecco, magari ci aspettavamo i 2 punti in più e avevi già un distacco che ti potevi un attimino giostrare, però è vero, ancora mancano un sacco di partite e quindi... Io ti dico la mia, quello come che penso io, che intanto non te la puoi giostrare, ogni partita la vince, il tifoso è giusto che possa fare questi ragionamenti. Secondo me chi sta dentro lì non li deve fare questi ragionamenti, deve guardare la partita in maniera asettica, deve vedere quello che dovevamo fare meglio per chiuderla, no? E per portare a casa i 3 punti, però poi finita, una volta che ci hai pensato domenica, lunedì, da martedì quando riparte la settimana, sta partita non esiste più. Lavoro sugli errori che ho fatto, lavoro su quello che potevo fare meglio per vincerla, però diciamo che non mi faccio coinvolgere troppo, cioè non rimango su questa partita, per me funziona così. No, il mister deve fare questo, sono d'accordo con te, il mister deve far funzionare. I giocatori devi pulire la mente, cioè andiamo a vedere quello che abbiamo fatto bene, andiamo a vedere quello che abbiamo fatto male, finito. E si ricomincia. Siamo alla prossima che tocca vincere tutte, cioè, la mentalità deve essere questa. Poi il tifoso è chiaro che può fare una ragionata sul risultato che non è venuto, però poi alla fine sai quello che conta, su quello che è successo ieri non ci potevamo fare niente nessuno, ormai è andato, quindi infatti starci troppo sopra non fa bene. Anche noi per esempio in Serie B a Mantova abbiamo preso uno schiaffo 3-0, ti ricordi?
Ci sono state polemiche, no? Da lì invece, da quella sconfitta è partita la nostra riscossa per la vittoria del campionato, e quindi da lì bisogna essere anche bravi nei momenti non proprio felici e che le cose non vanno bene per uscirne ancora più forti. Davide, ciao, sono Piero. Mi legano tanti ricordi a te anche alla piazza di Catania. Quanto conta, come hai detto tu, in questo momento essere uomini come quel gruppo che avevate voi per uscire da questa situazione? Perché magari, come hai detto tu precedentemente, i tifosi vogliono vincere. Quindi quando dovrà essere bravo il mister e se la società in questo mercato di riparazione può mettere dei puntelli giusti visto gli infortuni di lungo corso? Ma intanto bisogna essere bravi, perché bisogna essere equilibrati e non farsi coinvolgere troppo, rispettare il pensiero dei tifosi, di chi tiene la squadra, perché lo fa con amore e con il cuore, però rimanere concentrati sull'obiettivo finale, che è la vittoria. Quindi la società, il mister e i giocatori devono essere bravi a avere questo equilibrio, insomma, e a analizzare in maniera molto fredda la partita, non troppo col sentimento. Il sentimento va messo durante la partita, poi quando finisci devi essere lucido e analizzarti con la mente molto lucida. La società sicuramente se c'è da fare qualcosa lo farà sotto indicazione del mister, lo ha sempre fatto, quindi non ha paura e lo farà, quindi di questo sono fermamente convinto. Quindi io ripeto, guardo la classifica, guardo il Catania con 38 punti dopo 18 partite, quindi una differenza reti di 25 gol, ci sono tante cose positive, quindi non è un momento negativo. È una partita negativa che capita e bisogna prendere spunto per farla diventare qualcosa di positivo, di lezione, insomma, perché oggi per il campionato, per come sta andando, io il bicchiere lo vedo mezzo pieno e sono sicuro che non lasceranno niente dalla società, nemmeno lo staff tecnico. Okay. Quando li vedo un gruppo che è cresciuto tanto, che hanno lavorato sul progetto tecnico, che sono con il mister, quindi su questo credo che sia lavorato molto bene. Davide, scusami, ritornando al discorso che facevi poc'anzi, no? Sul discorso di analizzare gli errori che sono stati fatti, no? Sì. Qui tanta gente purtroppo poi dà anche la colpa tutta al mister perché doveva cambiare qualcosa, anche se non ti nascondo che io a queste persone ho sempre risposto che secondo me la colpa va data secondo me a metà, no? I giocatori perché non sono riusciti comunque a metterla dentro e l'allenatore perché alla fine ha lasciato così la squadra per com'era, no? Perché purtroppo c'è questo dualismo che tanti e tanti hanno qualcosa contro Toscano, quando poi alla fine in campo ci scendono i giocatori. Tu su questo punto di vista come la vedi? No, ma guarda, la responsabilità, io non parlerei mai di colpe, perché parlare di colpe è brutto. Nessuno c'ha colpa, perché tutti tengono, Toscano vuole vincere il campionato, per il Catania perché mi sembra molto legato alla società e per la sua carriera personale come i giocatori, quindi più di colpe ci sono delle responsabilità che sono da dividere, no, per tutte le parti che partecipano alla partita. Tutti abbiamo, io mi ci metto anche le mezze perché ho fatto giocatore e allenatore, adesso tutti abbiamo un po' di responsabilità e sicuramente anche Toscano si rivedrà. Io adesso faccio allenatore, dopo la partita mi analizzo quello che potevo fare prima della partita, in preparazione, durante la partita, come posso aiutare i miei ragazzi, come posso essere incitivo, come posso mettere in difficoltà gli altri, dove mi posso mettere in difficoltà, qual è il cambio che mi può aiutare se rimango uno in meno. L'allenatore fa mille discorsi, quindi il primo ad analizzarsi e a capire cosa poteva fare meglio è lui, e ogni parte, ognuno che ha partecipato a questa partita con umiltà e con professionalità deve farlo, quindi i giocatori, l'allenatore, lo staff, tutti quanti, perché le responsabilità devono essere divise ed è bello che se le prendano tutti. Io voglio una squadra, un gruppo di lavoro, anche i massaggiatori, tutti che si mettono in discussione quando c'è qualcosa che non va, tutti quanti noi. La domanda è che cosa potevamo fare di più, no? Per raggiungere l'obiettivo, con questo senso di unione, no? E di responsabilità condivisa
secondo me si cresce. Se si comincia a puntare il dito e a vedere chi ha sbagliato, sempre a puntare il dito degli altri, mai verso di noi, non è un buon viatico per raggiungere un risultato importante come vuole fare il Catania. Infatti era proprio questo che io dicevo ai tifosi con cui ho parlato, dicevo che non bisogna dare la colpa soltanto a una persona, comunque attribuire le responsabilità, come hai detto tu in modo corretto, perché appunto poteva fare meglio, certo, è chiaro, 10 con un potenziale come il tuo in un campo si poteva fare meglio, e quindi sicuramente c'è una responsabilità da parte di tutti, ma parlare di colpe secondo me... No, volevo dire appunto responsabilità, mi correggo. Sì. Magari alle volte si punta il dito su quello, su quell'altro, no? L'attaccante non ha fatto gol, il difensore ha sbagliato. Io dico sempre, quando io prendo un gol faccio sempre vedere 2 minuti prima del gol e dico guarda, prima del gol quante cose si potevano fare meglio, no? Per non prendere questo gol. E tu hai almeno 3 o 4 situazioni dove qualcuno poteva mettere la pezza prima del gol. E dico, vedi, è una cosa condivisa, non è mai la responsabilità di uno. Poi alla fine quello che rimane negli occhi magari è l'errore finale, ma prima c'è sempre una sequenza, no, di cose che si potevano fare. Davide, però è anche vero, scusami, è che abbiamo un mister che deve decidere le sostituzioni, il modulo di gioco e come entrare e come uscire e tutte queste cose. Quindi tu da tifoso, no, tu in generale un tifoso che magari siamo tutti allenatori, non c'è discussione che tenga, siamo tutti allenatori, presumiamo che se gioca Tizio fa meglio di Caio. Ecco, in questo il mio senso qual è? Che il signor Toscano non può dire la responsabilità è un po' divisa verso tutti. Sì, i giocatori hanno delle responsabilità perché sono precipitosi sotto porta in maniera allucinante, ma noi noi contestiamo alcune scelte che fa lui nell'arco di quando cambia, quando fa le sostituzioni. Ma sai com'è? Ascolta, Davide, qualche contestazione c'è. Ma ci sta, ma va bene, se fai l'allenatore devi mettere in preventivo che fa parte del gioco. Però io vorrei fare una domanda, ma il tifoso, ma va ogni giorno al campo a vedere? No, assolutamente no, e quello è forte il dubbio. Sa cosa passano i giocatori, sa chi sta meglio fisicamente, sa chi ha problemi con la famiglia, sa chi ha problemi con i figli, sa chi poi in gioco, sa chi fra di loro si muove meglio, che ne so, la catena di destra in questo momento funziona meglio. Chi è che lavora meglio insieme oggi? Cioè, l'allenatore fa le scelte in base a quello che vede e per il meglio della squadra, e quindi ci sta che magari il tifoso non le capisca, le contesti, secondo me. Davide, il rispetto lo si può fare tranquillamente, io non mi offendo quando mi contestano, lo rispetto, poi io so che potevi fare meglio, ecco. Potevi fare meglio. Che potevo fare meglio, ma che mi faccio il culo durante la settimana, certo. Non dormo, sto 3 ore al campo e ci lavoro altri 20 ore fuori, cioè io so che mi faccio il culo e alleno i ragazzini, quindi mi immagino Toscano. Lo so, anch'io alleno e quindi me rendo conto. No, so che posso sbagliare e so che mi possono criticare, va bene, fa parte del gioco, cioè non è che mi offendo e nemmeno Toscano si offenderà, anzi sarà modo magari anche per lui di riflettere su quello su cui può migliorare. Io penso che un allenatore, una persona intelligente, non si debba offendere, ma anche le critiche, quelle che non si capiscono, vanno ascoltate perché ti possono dare uno spunto per migliorarti. Davide, io ti interrompo questa bella discussione, purtroppo i tempi sono quelli che sono, noi abbiamo sempre in mente il tuo addio con Spinesi, giro del campo, è stato un amaccordo. Io guarda, ti auguro un in bocca al lupo per la tua carriera, perché da calciatore è stata strepitosa, da allenatore spero che sia altrettanto. Io ti auguro un buon Natale a te e famiglia. Grazie. E avremo modo di risentirci per ricordare qualche amaccordo. Grazie per l'invito e auguri anche a voi, auguri sempre Forza Catania. Grazie Davide, e un saluto particolare da Sebastiano. Sì. Grazie mille. Ci sentiamo, grazie mille. Ciao Davide. Grazie, ciao.
Ringraziamo Baiocco per questo intervento telefonico, è stato anche molto piacevole. Il Rullo ha commentato definendo un grande uomo, un grande calciatore, soprattutto Baiocco. Concordo. Tanti commenti positivi sono arrivati da parte del Rullo, c'è Danilo, c'è Sandra, Sebastiano Garilli, buonasera, insomma lo zio Mario, salutiamo tutti, Elvis, comunque tutti a complimentarsi con Baiocco, ha fatto molto piacere questa telefonata. Vi interrompo perché ci fermiamo come sempre con la nostra pausa pubblicitaria e torniamo tra poco sotto il cielo rosso-azzurro. Siamo ritornati qui in diretta, stavamo discutendo appunto di questa bella telefonata con Davide Baiocco, che è stata per certi versi, come posso dire, Io dico accomodante, perché naturalmente non andrà mai contro il calcio Catania. No, nel senso che o contro l'allenatore. dico, divide un pochettino quelli che sono i pensieri un po' di tutti, no? Nel senso che comunque è normale che magari non darà né contro né all'allenatore né ai giocatori, ma secondo me lui parlava di equilibrio e forse è la cosa giusta, perché in effetti ancora mancano tante partite. Secondo me dovremmo avere appunto equilibrio un po' tutti nel fare sia critiche e attenzioni a quelle che sono poi certi aspetti di alcune partite che noi purtroppo da spettatori non possiamo cambiare. Piero, Ferdinando, noi possiamo giudicare solo da spettatori. Noi stiamo discutendo o analizzando la partita, e analizzando la partita da fuori io ti dico che alcune scelte, come parlavamo un attimino fa, io oggi non l'avrei messo fuori, che è l'uno che in quel momento là ti mette una palla in corridoio per far gol. E come stavamo parlando anche con Piero, perché non possono giocare insieme Forte e Caturano? Cioè, perché di certe cose che dico, ma aspetta, tu hai due esterni come Donnarumma, Casasola, che ti mettono palle nel mezzo lì continuamente, e tu mi fai uscire un attaccante per farne entrare un altro. Ecco, questa è la vista da fuori. Lui li allena, lui ce l'ha tutti i giorni, lui sa come sta la famiglia, tutto quello che diceva Davide Baiocco. Però attenzione, come ho detto un paio di qualche mesetto fa, loro fanno i calciatori e i problemi di famiglia si accantonano e debbono pensare in campo quello che debbono fare. Ma dopo si ripete. Dovrebbe essere così, Rosario, solo che ritornando poi al se e al ma, sappiamo benissimo che alla fine poi quello che conta sono i fatti. Sul discorso che dici tu, Caturano, Forte, anch'io tempo fa ci credevo che magari un giorno li avrei visti insieme dentro il campo. Purtroppo mi rendo conto che lui ha il suo modo di vedere il calcio, il suo modo di... Oggi i numeri, se lo vogliamo dire, gli danno ragione, ma ieri comunque secondo me un errore l'ha fatto. Mister, al di là del discorso Forte e Caturano insieme, Sì, sicuramente. Mister, io ti volevo chiedere, ti volevo dire proprio questo qua, ma se tu devi andare in 11 contro 10, devi andare a vincere, a fare gol e spingere, e hai il potenziale in panchina come Caturano e Forte, con gli esterni come hai detto tu, per riempire l'area, secondo te non doveva fare anche questa situazione? Sì, ma io di fatti stiamo parlando di questo, dico perché certi momenti fa delle scelte, ecco, come già ho detto un attimo fa, lui vive lo spogliatoio, lui sa quello spogliatoio cosa le può dare. Allora, visti da fuori, da tifosi, noi perché noi in questo momento siamo tifosi, la voce dei tifosi, e dico, santo Dio, ma quella è una partita da dover vincere. È inutile che Davide mi dice sì, mettiamo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Però di questo mezzo pieno, se vi ricordate, 2 settimane fa abbiamo detto, quando il Catania gioca fuori casa, a stento di far golletto e finisce lì, hai la paura sempre che viene ripreso. Detto fatto, E questo la paura che viene ripreso, dire. ed è stato ripreso, ha avuto difficoltà a fare gol. Poi ribadisco il Potenza, ragazzi, con tutto rispetto per il calcio, quello è l'anticalcio totale. Quello che si presentavano in campo, chi cascava a sinistra, chi cascava a destra, e il portiere è stato ridicolo in tutto e per tutto. Però come dice Davide, il calcio è questo. No, il calcio era questo 40 anni fa, ci ho giocato pure io, mi mettevo a terra. Il calcio di oggi è diverso e le regole di oggi sono diverse, in cui l'arbitro quando perdi tempo deve intervenire. Tu mi fai entrare il massaggiatore in campo, lo tieni in campo 3 minuti e tieni anche il giocatore in campo, tiralo fuori. Il giocatore per 2 minuti deve stare fuori, non che sta in campo dopo che hai perso 5 minuti.
Ci sono delle regole, che regole non sono. A parte il fatto che ieri poi c'è stato un attimo dove c'erano 2 a terra, i massaggiatori non sapevano dove andare perché avevano tutti i massaggiatori non so se questo è un impegnati. alibi, però è la realtà, quella che abbiamo visto in TV. Mister, E ci siamo resi conto, dico, ma aspetta, questo 1-1 ci sta bene. Ma là ci vuole, un mio pensiero sempre, là ci voleva uno Gimenez che entrasse palla al piede, un'area di rigore, calcio di rigore, via. Invece noi andavamo sempre con cross, con palle lunghe. E la tecnica C'è un po' fuori. di cattiveria e furbizia in più secondo me, Rosario. Ma Ferdinando, però la furbizia l'abbiamo avuto perché Lunetta si è creato 2 occasioni gol, ragazzi. Quel portiere è bravo, bravissimo, fortunato, non so come definirlo in questa partita. ma poi anche noi poi alla fine abbiamo spinto, il gol l'abbiamo raggiunto, poi abbiamo visto tutti quello che è successo, però come hai detto tu prima non ci possiamo appigliare sempre a questi episodi, anche se adesso sono molto molto più continui, perché se tu chiudi la partita prima, questo episodio magari era marginale, nell'arco della partita. Ma è quello che abbiamo parlato un attimino fa, dicendo che tu hai giocato 2 settimane fa, hai fatto gol i primi 2 minuti. Col Picerno. Non sei riuscito a chiudere la partita, ragazzi. Col Picerno. E al 90esimo stavamo rischiando di pigliare gol. Perché? Vuole la motivazione? Perché pensa sempre a stare bottonato? Perché non rischi qualcosina in più? E con tutto rispetto il Potenza, ragazzi. Ma dai. Veniva da 2 partite, No, 7 infortuni. Infortuni, e il Catania ha non una spanna, il Catania è 5 gradini superiore al Potenza, eppure Ieri, Rosario, ieri io appena ho visto l'inizio della partita mi sono entusiasmato per il gol che abbiamo fatto quasi subito, no? Però nell'atteggiamento poi, nel voler recuperare la partita, non l'ho visti appunto con quella cattiveria che ci vuole, poi appunto molta confusione, troppi passaggi sbagliati, anche quando vedevo fare dei passaggi con poca convinzione, là ho detto fra me e me, se non ci affidiamo, io ho pensato, se non ci affidiamo ai piedi, cioè oggi il gol può arrivare solo tramite il singolo, no? Ma a livello di squadra non li vedevo compatti e uniti come magari in altre situazioni dentro casa, però, perché fuori casa il Catania ha sempre avuto queste prestazioni un po' in ombra. Mister, io ti faccio una domanda. Ma scusami, un attimo prima che fai la domanda. Cioè, qual è la differenza tra le prime 4 partite del Catania e queste di oggi, quando 4-0, 4-0, 4-1? Cioè, non ho capito. Non lo so. Non riesco a rendermene conto, Piero. Allora, io su questo poi ti volevo dire una cosa, no? Quando incide anche il terreno di gioco, dice perché? Perché noi nelle partite che abbiamo giocato nei sintetici, vedi Cerignola, vedi Picerno, vedi Casarano, abbiamo avuto difficoltà anche nel palleggio. Poi ieri il campo, prima della partita, è stato proprio innaffiato alla grande. Se questa situazione incide pure perché una volta che tu ti alleni durante la settimana nel tuo campo e non fai una preparazione diversa. Ho giocato a Potenza, una cosa che ha inciso tanto, sai cos'era? Il freddo, ragazzi, il freddo era allucinante. Però dico, è passato tanto tempo in campo, però... Tu volevi trovare una scusante. Ma io ribadisco, Baiocco diceva, però con calma, con tranquillità, ma ragazzi ce l'abbiamo Laura già oggi. A 2 punti, siamo a pari punti, là, quindi ecco la rabbia, dice, ma tu potevi staccarti ancora 2 punti dalla Benevento, a 4 punti dalla Salernitana, e santo Dio, per non essere più cattivi, più determinati, stiamo lì a rincorrere sempre. Anche questo, perché condivido. allora dovesse arrivare comunque la vittoria anche con l'Atalanta, il Catania sarebbe stato campione d'inverno in solitaria, no? Invece ora lo deve condividere il primo posto. Ancora, speriamo di no, perché Io mi voglio riallacciare. Scusatemi se vi interrompo, c'è Sì, una domanda dove mi viene chiesta, mister, per lei. Mi chiedono, mister, Gimenez è un giocatore da Catania? in alcune partite sì. La partita di domenica scorsa poteva stare in campo fino al 90esimo, perché uno era l'unico che riusciva a farmi un passaggio filtrante e mettere in condizione di fare gol Caturano forte, perché abbiamo tanta gente che corre, ma il passaggio giusto non lo fa. In alcune partite secondo me sì, e quelle domenica era quella per Gimenez tenerlo fino al 90esimo.
Poi Peppe Anzalone fa un'osservazione giusta per quanto riguarda il campo sintetico e il campo in erba naturale. Dice lo stesso comunque vale anche per quelli che sono gli avversari che arrivano sul campo di erba naturale quando sono abituati sul sintetico. Assolutamente. Jimenez è l'unico che sa giocare in verticale, commentano anche così. E infatti quello dicevo io. Però è discontinuo, il problema del ragazzo è questo. Ma tutti in qualche maniera, il calcio si va a periodi, c'è un periodo che sei in condizione, io faccio giocare te, poi tu finisci la tua condizione, va male e faccio giocare lui. E l'allenatore, la capacità dell'allenatore è questo, gestire gli uomini che ha. Ok, questa io non sto, noi non stiamo mortificando il Catania perché però questo segnale l'abbiamo percepito quando abbiamo vinto 1-0, dicendo ma si può vincere una partita 2-0, 3-0? No, come casa... fai il Benevento, ragazzi? Cioè, tu via 1, 2, 3, 4, fermatevi un poco. Infatti, a parte quella vittoria per 3-1 con il Giuliano fuori casa, il Catania nelle vittorie è sempre stentato, ha sempre vinto con un gol di scarto, non di più. Cioè fuori casa ha questo trend, anche se qualche partita dentro casa l'ha fatta così. Col Sorrento. Io non lo so, vabbè, col Sorrento è finita 0-0, è stato per me un suicidio quel giorno. Va bene, mi riprendo la linea in modo tale da fermarci per l'ultima pausa di questa puntata e come sempre diamo l'appuntamento Io quando voi mi parlate tra qualche minuto, grazie. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è Tornati, ultima parte sotto il cielo rosso-azzurro. Io devo parlare con il direttore per quanto riguarda l'apertura delle telecamere, perché qui ci fanno gli scherzetti fuori in diretta. Ogni tanto un po' come la casa del grande fratello, vengono aperte le telecamere prima e fanno vedere quello che non si deve vedere. Va bene, allora, com'è? Volevo fare una domanda mister. Ok, fai così, la domanda, piccante. Ok. Piccante nel senso buono però. Domenica ci mancherà Di Gennaro, che fino ad oggi è stato il perno della difesa. Quando sarà importante, perché andiamo a incontrare una squadra, l'Atalanta, molto sparazzina. Io, come sia giusto che si faccia, in talune partite mi faccio ammonire apposta. Probabilmente Di Gennaro si sarà fatto ammonire apposta perché è una partita abbordabile e come tale ti puoi inventare Quaini rientrando. Bravo, rientrando, no, ma a parte Quaini lo metti dietro. E al centrocampo metti Orbari e Di Dai. Quindi con la partita con l'Atalanta te lo puoi permettere, perché queste sono ammonizioni guidate, in quanto ti aspetta, fatti ammonire, dopodiché la sconti contro l'Atalanta e fai un girone di ritorno poi diverso. Con la certezza non c'hai la mannaia sulla destra. Anche se Mario Marino diceva attenzione all'Atalanta perché quelli sono abituati a giocare da soli lì a Caravaggio, in uno stadio di quello si potrebbero esaltare. Sì, fuori di dubbio, attenzione, non significa sottovalutare Ferdinando, assolutamente. No, dico, sarebbe e là torniamo al discorso di Davide Baiocco, sarebbe da stupidi dire no, oggi incontriamo l'Atalanta, assolutamente no. Come se però se io devo fare una scelta fra farmi ammonire contro una squadra importante che contro l'Atalanta, la preferisco. Però mister, dopo tutte queste polemiche che ci sono state fino a ieri su discorsi dei torti arbitrali, speriamo che non sia come il contraccoppo di Cosenza col Sorrento, che poi davamo per scontato la partita col Sorrento e poi abbiamo avuto difficoltà. Quindi con la speranza che questa ormai si deve accantonare, è andata, e lavorare sulla prossima partita, magari mentalmente non pensare più a quello che è successo ieri. Quello deve essere da sprone, Piero, quello è uno sprone, deve dire questa è andata, andiamo ora, domenica dobbiamo fare 3 punti, diventa fondamentale. Ma infatti, come diceva Davide Baiocco, dopo quella sberla presa a Mantova, alla fine poi da lì è cambiato il percorso del Catania. Comunque dico, questa è una cosa che poi parleremo ampiamente venerdì, analizzeremo venerdì il prepartita con l'Atalanta. Scusami Rosario. No, prego, tranquillo. No, ti volevo dire, alla fine non è la malafede degli arbitri, Ferdinando, sono scarsi.
sono scarsi a tutti i livelli. Concordo. Sono Perché- scarsi, sono incapaci e indecisi dove vanno ad arbitrare. Ieri per me l'arbitro, quando quelli cascavano a terra da soli, non ci ha capito più nulla, non sapeva come intervenire, dove intervenire e come far sì che il portiere lo ha ammonito, ma il portiere dopo ha fatto quello che voleva lo stesso. Quindi qual è il senso? Lo so, Rosario, io tra altre cose sono uno di quelli che anche quando vede la mia squadra che perde tempo a me mi dà fastidio. A me non mi piace la perdita di tempo, perché io guardo la partita per vedere 90 minuti di calcio, si presume, ma ormai a maggior ragione in Serie C se ne vedono al massimo 20 minuti. Ma ed è anche brutto. Ferdinando, lo sai perché? Perché io credo perché il Potenza già era deficitario, 10 uomini, e stai pareggiando, il Catania non riusciva a sbloccare la partita, ha fatto questa tattica. Piero, ma mancavano 40 minuti, ragazzi, mancavano 40 minuti di partita. E questo quello che non ti voglio mancavano dire. 5 minuti, 40 minuti, hanno fatto 45 minuti di meline, di gente cascata a terra per finta. Ma di che cavolo stiamo parlando, Eppure ragazzi? ti posso dire che loro certi punti in casa l'hanno conquistati così, cioè hanno proprio questo modo di fare. Con l'anticalcio, non è proprio con l'anticalcio. Lo so, però dico, ecco, per come si sta intervenendo VAR, FAR e cose VAR, cominciamo a intervenire realmente sul gioco giocato, non sul 45 gioco giocato. Guarda, mister, e mi collego al discorso degli arbitri, perché se là c'è un arbitro che tecnicamente è forte, quando tu il portiere lo vedi già alla prima situazione, lo ammonisce, lo richiami e poi dai anche il rosso, vedi che non si butterà più nessuno a te. Però se tu gli dai la chance di rifarlo una volta, la seconda, la terza volta, è normale che Ieri ho visto una scena, ragazzi, questo ha preso il pallone e l'ha messo fuori aria, l'arbitro dice l'ha ripreso e l'ha rimesso in aria, sempre l'arbitro l'ha ripreso e l'ha rimesso fuori aria, aspettava che l'arbitro si gira e gli dice no, rimettilo dentro, lui mancanza di personalità dell'arbitro, di tutti gli arbitri, ragazzi, degli arbitri in generale. Ma ecco il discorso, la che classe arbitrale, ma ecco perché dico che il Catania deve uscire fuori il carattere, l'orgoglio, la determinazione di una squadra che in campo la devi vincere la partita, piglia e la butti con le mani la palla dentro in certi momenti, chiuderla prima, questo è il discorso. Questo è perfetto, stiamo analizzando la stessa cosa. Io dico sempre che se tu la butti dentro l'arbitro poi non incide più, poi l'arbitro non incide più. Sono d'accordo però con te. Come dice il mister, devi fare anche degli accorgimenti per metterla dentro, specialmente che sei in superiorità numerica, hai gli esterni che possono dare palla al centro, inserisci gli attaccanti, ce li hai, e poi fare un altro tipo di gioco. Però sotto porta ci siamo arrivati, considerando come gioca Toscano, e sappiamo benissimo che non è uno di quelli che comunque bobbarda la porta avversaria. Sono d'accordo. Considerando il fatto che comunque ha creato delle occasioni e i giocatori non sono stati capaci di mettere dentro la palla, vuol dire che comunque quando calci il pallone lo devi fare con cattiveria, con convinzione, se no la palla non entra mai. Però guarda, Ferdinando, Forte ha avuto l'unica occasione sul calcio d'angolo all'inizio, poi Forte non è che ha avuto tutte queste grandi palle, la palla l'ha avuto Lunetta che magari ha cacciato male, ma gli attaccanti, proprio il centravanti Forte, tutte queste occasioni non le ha avute. Quando avevamo analizzato qua forse qualche settimana dicendo che Catania sotto porta è precipitosa, non so perché è vero, ne abbiamo parlato dagli inizi, cioè non c'ha quell'uomo freddo, dribbling e andiamo dentro. Anche in situazioni che puoi tirare invece c'è chi passaggio sempre. Ma non lo so, cioè per me ieri, ribadisco ancora, Lunetta ha avuto un momento in cui poteva stoppare quella palla e invece l'ha tirata. È un momento di precipitazione che non so dovuto a che cosa, Ferdinando, non capisco. Io poi ieri ho notato che appena è entrato Donnarumma magari abbiamo visto qualcosa in più, perché un po' di spinta l'ha data e forse è stato l'unico che da subentrato comunque ci ha messo quel qualcosa in più. Bene, e difatti abbiamo parlato 2 secondi fa dicendo che tu mi fai entrare Donnarumma e col bar a destra che ha messo tanti palloni, ma metti 2 attaccanti, raga, riempi l'area con 2 o 3 attaccanti. Non lo farà mai. Non lo farà mai. Non lo farà mai. Noi stiamo analizzando, attenzione, sempre da fuori, lui li allena, ci sta tutta la giornata, lui li vive,
come se fossero i propri figli, e quindi è giusto. Però secondo me ritornare anche sui tuoi passi, anche se tu tatticamente hai un credo. Piero, basta, te lo posso dire secondo me qual è stato il suo pensiero. Siccome le occasioni da rete stavano arrivando, lui dice: perché devo cambiare? Gioco con lo stesso modulo, tanto alla fine le occasioni arrivano, prima o poi io segnerò. E allora il discorso è questo, che poi non si è accorto che aspettando il momento buono il tempo passava, e poi è tardi per fare determinate mosse e cambiare, stravolgere quello che era un po' l'assetto tattico della squadra. È andato così fino al 90esimo. Forse non si aspettava che questi facessero i pupazzi, nel senso che scavano da sole, uno a destra e uno a sinistra magari. Non lo so, non è che stiamo parlando di uno che è nuovo, lo sa che in Serie C ci sono queste squadre. Ma no, Ferdinando, no, in quella maniera, ragazzi, ne ho viste in tutte le maniere, ma ieri era stato il ridicolo totale. Cioè, quando poi tu mi esci fuori dal campo e festeggi il pareggio, ma di cosa festeggi? Vergognati di come hai ottenuto il pareggio. Va bene, ti sei preso un punto, ma non hai risolto il problema. Non hai risolto il problema. Hanno esultato, cioè quando è finita la partita, al triplice fischio, come se veramente stavano conquistando la Coppa Italia, la salvezza del campionato. E poi tu ti risenti ovviamente i tifosi della Salernitana, del Benevento, che attaccano ora il tifoso catanese, avete visto? Non siete riusciti a fare questo. Social, stiamo discutendo i social, che qualcuno è magari molto seguito di questi social e comincia a intaccare il calcio Catania come il tifoso del Catania. Ma nella stessa misura, ragazzi, in cui noi stessi da qua lo stiamo discutendo e diciamo che il Catania per me poteva dare di più, ma con la giusta determinazione. Anche per me, io la penso come te. Cavolo, però dai, e vi rendete conto che abbiamo preso quei 2 punti che diventavano quasi fondamentali. Perché il Benevento, ragazzi, non so fino a che punto per dare qualche partita ancora. Il Benevento, come diceva un amico nostro di Benevento, Flores è entrato nella testa, ha liberato i calciatori da qualche situazione che magari con Audeli erano più imbrigliati e sta giocando a calcio. Piero, aspetta un attimino, così come il Catania aveva incontrato una squadra scadente, altrettanto il Benevento, però ragazzi, che sia chiaro, abbiamo incontrato una squadretta che si stava là al campo però il Benevento nelle ultime 3 partite ha fatto 5 gol alla Salernitana, ha vinto d'esperienza a Cava dei Tirreni e ieri ha vinto pure, quindi già sono quello che vogliamo noi pure, cioè vincere d'esperienza, o no Piero? Ferdinando, vincere d'esperienza, è una partita ieri da vincere con l'esperienza. Comunque io direi di fermarci con questo duello rusticano. Mary, se gentilmente andiamo a leggere qualche messaggio, poi leggiamo anche i risultati della classifica. I messaggi, c'è Armando che mi ha invaso un rullo, mi ha fatto un po' da troll dentro quel rullo, scrivendo Caturano ovunque, cioè, proprio, è diventata la sua ossessione. Esatto, quindi ho perso tutto perché il rullo è andato avanti con Caturano. Per Natale gli facciamo fare gli auguri a Caturano con Armando. Io lo ma pure che giochi Caturano? No. Ho perso tutti i messaggi, quindi eventualmente se ci sono delle domandine riscrivetele, ragazzi, ma è veramente impossibile andarle a prendere perché si è avviato. Allora comunico ad Armando che per l'impegno che ci sta mettendo ti sei già guadagnato il panettone. Eccolo, ma poi alla fine questa settimana non l'ha vinto nessuno. No. Perché e non è facile, nessuno ci credeva un risultato del genere. Quindi, nel pareggio non fa mai nessuno. Questo me lo prendo io? E voi? Avanzavo, scusami, c'è uno in meno da partire. Ma quando? Dell'anno scorso? Cosa? Tutti i panettoni che abbiamo di là? Dico, avanzavi cosa? Quando? Dell'anno scorso? No, è avanzato quello di questa pensavo che tu avanzassi. No, ma lei ha beccato il risultato anche la scorsa volta. Quello sì. Va bene, allora mostriamo anche in TV, invece per chi è in radio andiamo un attimino a leggere quelli che sono stati i risultati di questa 18ª giornata. Iniziamo con Picerno Salernitana 1-2, Cavese Siracusa 1-1, Trapani Cosenza 1-1, Atalanta Sorrento 1-2, Potenza Catania 1-1, Benevento Giuliano 4-0, Casertana Latina 3-1, Team Altamura Cerignola 1-1, il Crotone Casarano lo sappiamo che giocherà questa sera alle 20:30, idem per Foggia Monopoli. Questi sono i risultati in attesa di quelle che saranno le partite di questa sera. Adesso Dico cavolo.
abbiamo la classifica. Certo. Adesso invece andiamo un attimino a parlare di quella che è la classifica. C'è qualcosa che non quadra, però. C'è qualcosa che non cosa, qualcuno ha dato la classifica sbagliata, perché Catania e Benevento hanno gli stessi. È quella della settimana esatto, La settimana scorsa questa. Scusatemi, ritorniamo a noi. Purtroppo errori ci fu di parte. No, ma lo sai magari perché? Perché questa sera si deve completare il turno, quindi magari hanno Forse mandato. non è stato aggiornato. Esatto. non è stato aggiornato. Vediamo se la trovo io da qualche altra parte, non vi preoccupate, la facciamo. No, niente, non c'è Vabbè, nemmeno. siamo a pari punti comunque con il Benevento e questo Esatto. ti fa un po' arrabbiare in qualche maniera. Nessuno pensava oggi che avevamo le stesse punte del Benevento, dai. Anche se, come hai detto tu, il calendario era facile per il Benevento, per noi era una partita sempre impegnativa, diciamo, rispetto alla partita del Benevento. Però poi per come si è messa abbiamo il rammarico di non aver portato il bottino Io pieno. vorrei capire una cosa, rientrano tutti, rientrano gli infortunati. Ragazzi, però mettiamoci d'accordo, dai, mettiamoci d'accordo, rientrano tutti, gli infortunati stanno rientrando, rientra questo, e andiamo a rammaricarci ad un pareggio. Perché, per come, no. Ci chiamiamo Catania, ragazzi, e ti chiamavi Monopoli, io mi stavo zitto, ti chiamavi Casertana, mi sto zitto. Ma ti chiami Catania, in cui si è discusso qua la prima partita di campionato e abbiamo 25 elementi per poter giocare tutte e 25 in prima squadra. Guarda, quindi la pretesa, scusami, del risultato io la voglio, Ferdinando. Ma io vado sulla tua lunghezza, però sai, a volte dice si pecca di presunzione. Ma a volte la verità è che, come abbiamo parlato io la penso come te, quindi. No, Piero, abbiamo parlato dicendo che il Catania vince striminzito a stendo 1-0, ma non può continuare su questo passo. Non tutto quanto gli va bene in qualche maniera. Ecco perché chiudiamo queste cavolo di partite e poi dopodiché magari fai quello che vuoi, giochicchi, butti la palla in tribuna, ma chiudile. Ma ritornando invece a quello che appunto diceva Rosario sul fatto che si sta svuotando l'infermeria, Piero, tu hai notizie per quanto riguarda gli infortunati che dovevano rientrare a fine dicembre? Allora, rientrato già Pieraccini e Donnarumma, che sono stati anche convocati, dovrebbe col senno del poi rientrare Martic questa settimana. Poi dopodiché saremo al completo. Acquisti gli ho chiesto, visto e considerato che lui è il nostro giornale. Ti dico un'altra cosa, sugli acquisti qualche nome si vocifera che è vicinissimo al Catania, però non facciamo nomi perché non vogliamo creare quelle aspettative che poi possono deludere gli spettatori, capito? Quindi vediamo, ma si vocifera di giocatori già vicinissimi al Catania che già all'apertura delle liste saranno con la nostra casacca. Anche se oggi, pensando a mente sereno con rientro di tutti, dovete mettere. Chi metti fuori? Ma noi abbiamo due giocatori che comunque Aloi e Cicerelli che saranno fuori per un po'. Ma e fra le altre cose, ieri poi Cicerelli è stato lì al campo, era con il tutore alla gamba, alla fine è stato accolto dai compagni, è stata un'immagine bella. Speriamo che possa ritornare prima di quello che è previsto il suo rientro. Ferdinando, oltre il discorso Cicerelli, magari io credo che il Catania non se ne priverà fuori dalla lista. Secondo me anche ieri, per come è venuta la partita, credo che Stoppa è un indiziato a togliere lo slot insieme ad Aloi e fare posto ad un altro giocatore che nel ruolo è molto molto fondamentale. Benvengano questi giocatori che aiutano il calcio Catania, ragazzi, che benvengano. Alzare la qualità. Perfetto, bravo. Alzare la qualità tecnica, anche la qualità tecnica, quello che in certi momenti della partita ci manca, come è successo ieri. Mi è piaciuto Pieraccini quando è entrato, ha fatto anche chiamiamo il braccetto di destro, l'uomo di fascia destra. Mi è piaciuto per come è entrato, con la cattiveria e la determinazione. Se vedi, quando ha segnato calciando il pallone ci ha messo cattiveria, però purtroppo non è servito a nulla. E vabbè, comunque va bene. Io dico magari di chiudere qui. Abbiamo parlato ampiamente di quella che è stata la partita. Che dire, Mary, magari leggi se c'è qualche messaggio. Mi è volato il se telefono. C'è qualche messaggio. Forse è stato il messaggio di Armando su Caturano, che ha saltato anche il telefono. Esatto, no, niente ragazzi, tutto a posto, ha volato solamente il telefono. Abbiamo
Abbiamo comunque sta parlando, appunto, salutiamo Sandra che ha mandato lei la classifica prossima, non vi preoccupate, venerdì ci aggiorneremo, visto che comunque stasera ci sono le nuove partite. Benevento e Catania hanno mal di trasferta, altrimenti non c'era storia per le altre concorrenti. Ma il Benevento non lo so, a questo punto questo Benevento di ora non lo so. È per Panzalone che lo scrive. Però ti dico una cosa, il Benevento adesso ha cambiato, ora vediamo se il Benevento avrà quella marcia in più in trasferta, e io mi auguro che Catania cammini insieme al Benevento, perché alla fine secondo me se la giocheranno entrambi la partita finale. Sono d'accordo. Da notare che il telefono era il mio, quello nuovo, ancora non ha un mese di vita ed arriva la prima caduta se le faccia in radio. Va bene, dai. Una caduta non si può rialzare. Esatto. Va bene, noi abbiamo finito, ragazzi, la puntata termina qui, diamo appuntamento a venerdì, dove lei, mister, non ci sarà, giusto? Nonostante abbiamo pareggiato, lei no, ma c'è poco da discutere su questo qua. No, voglio dire, continua su sì, perché non ci sono come si suol dire, dialoghi da fare inerenti al Catania Calcio, e poi dobbiamo parlare di cose che potrebbero avvenire un altro paio di maniche. Il mister è più analitico partita. Ragazzi, io sono un po' più arrabbiato perché eravamo a 4 punti, a 5 punti, in 3 settimane è scomparso tutto, mannaggia mister. Allora io sono del parere, però ancora siamo primi. È scomparso, ma ancora sa di quante partite è lunghissimo, ragazzi, è lungo. È come un po' tirarsela la zappa sui piedi da soli, non ci piace a me questo. Però lo sai, siamo primi perché abbiamo il confronto diretto avanti attualmente, quindi la differenza reti gioca per noi. Quindi. Una domanda per il mister: perché Sandra è arrabbiata con lei? Non lo so perché. Sandra, perché sei arrabbiata con il mister? Facci sapere. Ah no, io ero arrabbiata come il mister, scusatemi, ho letto male, avevo letto con. Pardon tesoro. Va bene, salutiamo e diamo appuntamento a venerdì. Che ne dite? Ok. Vai. E allora niente, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, seguito, scritto, che dire, buon proseguimento di serata. Io volevo... ci sentiamo venerdì, solito appuntamento dalle 19 alle 20. Sempre sotto il cielo rosso-azzurro. Vi ricordo che con i pronostici potete vincere il panettone offerto da Interni 57 Arredamenti. Buon rientro a tutti quelli che sono in macchina, ci hanno seguito, credo di abbiamo tenuto compagnia, e quindi buon rientro a tutti, e sempre da parte mia Forza Catania, let's go Liotto. Va bene ragazzi, dai, io volevo un attimino inerente al discorso di Davide Baiocco, che lui ha fatto un po' da pacere in tutte le, diciamo, la situazione come si è svolta, ma noi da questa parte non possiamo ragionare come a Davide Baiocco, dobbiamo mettere un po' di pepe, perché realmente ci si aspettava di più da questa trasferta. Magari chi l'ha ascoltato magari ha cambiato idea e si è rispecchiato un po' su quello che è il pensiero di Davide Baiocco. E naturalmente non c'è nulla da distruggere, è tutto sistemato. Non toglie, ci vediamo alla prossima, grazie, buona serata ancora. Grazie a Mister Di Cento, grazie a Ferdinando Toro, grazie a Piero Borzi. La programmazione di Sotto il cielo rosso-azzurro tornerà venerdì pomeriggio sempre dalle 19 alle 20 qui su Bella Radio. Si continua tra pochissimo il nostro programma serale alle 20:30. Io al momento vi auguro un buon proseguimento e ci si risente tra pochissimo.